Giunge all'aeroporto di Fertilia un gruppo di giornalisti romani che su invito della regione sarda compirà una particolareggiata visita della nostra splendida isola. Ed eccoci davanti al magnifico albergo di Alghero. Qui i giornalisti sono accolti dall'onorevole Contu, assessore al turismo, che in una conferenza stampa ha tra l'altro dichiarato: il turismo non può essere considerato un fenomeno settoriale di limitato valore economico, soprattutto in Sardegna, perché esso si lega unitariamente al processo di sviluppo economico e sociale già in corso nell'isola da oltre un decennio. Si tratta in definitiva di un processo di inserimento della economia sarda nella economia e nella cultura continentale, sia essa italiana che europea. Preistoria, arte, canti, costumi, paesaggi, carattere fanno della nostra gente una sorprendente ragione del richiamo, una ricchezza da difendere con energia e al tempo stesso una comunità da assistere con profondo amore. E incomincia quella che possiamo chiamare una vera e propria scoperta di una terra bellissima e ancora troppo poco conosciuta. Una terra volta decisamente verso l'avvenire, come ci conferma la poderosa diga sul Liscia, i cui lavori sono prossimi ad essere ultimati. L'opera ha richiesto un investimento di 3 miliardi e 100 milioni, una somma grazie alla quale l'industria e l'agricoltura sarde trarranno nuove e vigorose energie. Ed eccoci a un'altra diga, ormai ultimata questa, la diga del Flumendosa. La colossale realizzazione è un po' il simbolo della nuova Sardegna, che ha definitivamente chiuso il capitolo di un passato troppo spesso triste, per aprirne un altro fatto di lavoro e opere concrete. Segni tangibili di una nuova realtà anche ad Olbia, come le signorili, confortevoli e veloci navi che uniscono l'isola al continente. Una puntata in Barbagia, una delle più pittoresche zone della Sardegna, non poteva mancare. Qui le donne pazientemente, nodo su nodo, tessono i famosi tappeti di lana, che traggono da una millenaria tradizione la loro classica e segreta bellezza. Ma dopo tanto godimento dello spirito, anche la fragile carne vuole la sua parte. Una parte succulenta, a base di una tipica specialità sarda. Maialetto di latte rivestito da aromatiche erbe di bosco, il tutto cotto entro un montone e arrostito sui carboni. Notizia che indubbiamente interesserà Mario Soldati, alla perenne e affannosa ricerca di cibi genuini. E infine, tappa obbligata, il nuraga di Barumini, uno dei più interessanti e monumentali della Sardegna. Racchiuso in queste ciclopiche pietre, il mistero ancora in parte non svelato delle primitive popolazioni dell'isola. Troppo presto giunge il giorno della partenza, ma con la Sardegna l'importante è incontrarsi la prima volta. Dopo, certamente, si tornerà. Il porto di Cagliari si arricchisce di una delle più grandi gru d'Europa, destinata a sollevare con le sue potenti braccia d'acciaio motori pesanti, turbine e locomotori. Impresa non facile il montaggio del gigante, che dall'alto dei suoi 30 metri ha messo a dura prova la perizia e le forze dei portuali. L'operazione è stata resa ancora più ardua dall'imperversare del maltempo. La gru, che pesa 40 tonnellate ed è costata 70 milioni, rientra nel piano di potenziamento delle attrezzature portuali di Cagliari. Anche la rete ferroviaria si modernizza in Sardegna. Destinati alle ferrovie complementari sarde giungono dal mare 2 modernissimi locomotori diesel che sviluppano una potenza di 750 cavalli vapore e una velocità di 70 km l'ora. I 2 locomotori, ai quali entro 6 mesi se ne aggiungeranno altri 12, saranno adibiti al trasporto merci. Finalmente è giunto il momento di andare in pensione per la vecchia ciminiera ormai ottantenne. Alla Maddalena, con fragorosi, allegri, augurali colpi di mortaretti, si è dato il benvenuto alla nave traghetto Maria Maddalena, che fa scalo in Sardegna dopo un lungo cammino. Infatti la bella, moderna, funzionale unità giunge direttamente dalla Danimarca. La Maria Maddalena, costruita nel 1955, è costata 250 milioni, in parte stanziati dalla regione, e può raggiungere una velocità di 13 nodi. Sulla sua capace tolda può ospitare 4 vagoni ferroviari, ovvero 30 vetture.
è destinata a collegare Palau con la Maddalena e la Corsica, contribuendo su questo percorso a una notevole riduzione del costo dei trasporti, specie per quel che riguarda le derrate alimentari. Il sottosuolo della Sardegna è davvero una meravigliosa e inesauribile miniera per gli archeologi. L'ha potuto constatare di persona il professor Puglisi dell'Università di Roma, che coadiuvato dai professori Ercole Contu, Stefano Thais e dalla signora Edita Castaldi, ha compiuto in queste ultime settimane una vasta campagna di scavi e ricerche in lungo e in largo per l'isola. Si sono riservati per ultima la zona di Arzachena, e anche questa è stata generosa di frutti, una larga messe di suppellettili e oggetti dell'età nuragica. Un altro passo avanti nel deciframento del misterioso libro della Sardegna primitiva. È giunto dall'Olanda un gruppo di capi d'azienda turistica. Sono qui un po' per diporto, ma soprattutto per constatare di persona le possibilità che l'isola offre nel settore turistico alberghiero. I graditi ospiti erano accompagnati dal presidente provinciale dell'ente turismo, dottor Gino Azzeri, e dal dottor Faccioli. Gli olandesi, come tutti i nordici innamorati della natura, si sono dichiarati entusiasti della sempre varia bellezza di quest'isola ineguagliabile. Naturalmente innumeri fotografie sono state scattate, porteranno il colore ed il calore dell'isola nelle lunghe notti nordiche, in attesa delle quali notti per ora si mangia e si beve. Dopodiché gli imprudenti ospiti, appena finito di pranzare, si sono lanciati nelle cerulee onde. Non è che facesse proprio caldo, ma loro hanno trovato l'acqua quasi bollente. Si sono divertiti come bambini. Bilancio assolutamente positivo della visita. La prossima estate in Sardegna vedremo torme di bionde olandesine. I giovanotti sardi sono sul chi vive.